Grazie del suo intervento. Io direi, ormai siamo diciamo, verso la fine delle nostre discussioni, ma forse abbiamo ancora 10 minuti per cercare magari di guardare a che cosa in pratica diciamo, si può fare, ciascuno appunto dei presenti, che cosa in pratica si può fare dal punto di vista appunto del sistema bancario e dal punto di vista delle imprese per agevolare diciamo, l'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese. Io forse darei la parola a Torriero, se magari ci vuole dire qualche cosa di concreto che può essere messo a disposizione. Parto dalle affermazioni del dottor Silvestrini, che ci ha rappresentato una realtà importante come quella dell'artigianato e ci ha rappresentato un fenomeno cruciale che deve essere pienamente compreso per capire pienamente i rapporti banca-impresa. Noi abbiamo un problema in Italia in termini di chiusura del circuito incassi e pagamenti, nel mondo soprattutto delle piccole e medie imprese, sono molto compresse tra i fornitori e poi il cliente finale, è difficile, ci sono questi ritardi di pagamento, quindi è necessario interpretare criticamente questo aspetto per poter mettere in piedi una serie di misure. Noi ovviamente siamo anche preoccupati di misure che potrebbero andare in un senso di irrigidire ulteriormente questa situazione. Ricordo un aspetto specifico attualmente in fase di flessione, che è quello del fatto pari a 100 il totale dei finanziamenti al mondo delle imprese. In Italia il 30% è erogato attraverso la forma del conto corrente. Negli altri paesi europei siamo mediamente al 10%, in alcuni paesi è anche inferiore. Questo non è né un bene né un male, ma è proprio la rappresentazione e il risultato della struttura imprenditoriale italiana, dove l'esigenza, in alcuni casi il rapporto con la banca è un rapporto da parte delle piccole e medie imprese rivolto soprattutto a rivolgersi al prestatore di ultima istanza che gli fa quadrare poi il circuito degli incassi dei pagamenti. Quindi è un passaggio importante e noi dobbiamo creare tutte quelle condizioni per cui questa situazione non venga penalizzata. Ma poi, per andare al concreto, un modo per risolvere le tematiche, le criticità nel rapporto banca e imprese è soprattutto quello di avere maggiore capacità d'ascolto, avere maggiore capacità di dialogo. Noi, e qui posso citare Confindustria, CNA, ABI e altre 12 realtà imprenditoriali, lo stiamo facendo. È diventato una modalità stabile di rapporto. Noi trimestralmente ci vediamo, facciamo degli incontri, abbiamo attivato un osservatorio banche e imprese per analizzare queste problematiche. Quando ci sono dei problemi li affrontiamo collegialmente. Ognuno di noi deve fare probabilmente un passo indietro per tutelare gli interessi cooperativi, ma sicuramente facciamo un passo avanti per risolvere i problemi dell'Italia. Un caso eclatante è quello di Basilea 2, abbiamo lavorato insieme per presentare degli emendamenti in sede di Parlamento europeo, i risultati oggi si vedono dai bilanci che sono stati pubblicati in questi giorni. C'è la prima rendicontazione dell'applicazione degli internal rating nelle banche italiane. Eravamo tutti preoccupati che si potesse creare una penalizzazione soprattutto per il mondo delle piccole imprese. I primi risultati relativi a un campione di 13 gruppi bancari che presentano il bilancio consolidato su un totale di 38 danno un'indicazione che se suddividiamo l'articolazione dei rating in una scala che suddivide il 50% la distribuzione, nel primo 50% dei rating è allocabile circa l'80% dei finanziamenti. Questo dà l'idea come l'applicazione degli internal rating non è una penalizzazione per il mondo imprenditoriale italiano, ma questo è anche il risultato del grande sforzo che abbiamo fatto dal lato del mondo delle banche, dal lato del mondo dei regulator, dal lato del Ministero dell'Economia e dal lato delle rappresentanze delle imprese per creare quelle condizioni di una modifica della regolamentazione che inizialmente era sicuramente penalizzante. Questo è un successo non solo delle imprese ma dell'Italia nel suo complesso. Grazie. Io vorrei chiedere al dottor Silvestrini, secondo lei le microimprese, quali sono le riforme e diciamo gli interventi, le agevolazioni di cui più hanno bisogno, molto in concreto?
secondo lei? Cosa c'è al primo posto? Al primo posto c'è, secondo me, la possibilità di avere un credito. È importante. Mi pare che questa capacità si sia accresciuta in questi anni. Mi pare che ci sia anche da parte mediamente del sistema bancario una maggiore capacità di ascolto e di attenzione al mondo delle microimprese, delle piccole imprese dell'artigianato. Non è ancora sufficiente. Noi abbiamo un nostro grande strumento che è Artigiancassa, che spero BNP Paribas voglia rilanciare come una banca a disposizione di tutto il sistema delle piccole imprese. Noi lavoreremo in questa direzione, speriamo di trovare convergenze in questa direzione, ma soprattutto vorrei chiudere, non ho tempo, insomma siamo ormai all'ora di pranzo, vorrei che non girasse più nel nostro mondo questa storia, che gira nei nostri ambienti micro, piccoli, artigiani, nel rapporto fra un artigiano e una banca. La storia è questa: un imprenditore va in una banca a chiedere un finanziamento, non lo riceve perché il direttore dice non mi convince, va una seconda volta, dice ma non mi convince ancora, una terza volta testardamente dice voglio fare questo investimento perché l'azienda sicuramente avrà grande successo. Il direttore questa volta, visto la perseveranza, ascolta e dice va bene, ne parlo in consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce, riparla il direttore con l'imprenditore e l'artigiano, dice bene, abbiamo deciso di darti l'affidamento, però a una condizione. La condizione è che quando verrai convocato nel consiglio di amministrazione fatto da 12 persone, anzi da 13, c'è un dirigente, un consigliere che ha un occhio di vetro. Lei deve indovinare chi ha l'occhio di vetro, perché se indovinasse l'occhio di vetro allora davvero avrà il finanziamento. Terrorizzato l'imprenditore naturalmente va di fronte al consiglio di amministrazione, un po' intimorito, guarda negli occhi uno a uno tutti i 13 consiglieri e alla fine con sicurezza dice quel signore lì. Con sorpresa degli altri, sì, è vero, come ha fatto? Dice era l'unico occhio che mi guardava con benevolenza. Ecco, non dovrebbe girare più questa storia. Io credo che il rapporto banca-impresa l'avremmo risolto così. Grazie, buon appetito.